E buonasera, voglio stasera faccio mi sa chi lo servizio perché sono stato precisissimo e penso che stasera non mi potete ricevere niente perché 21:30 spaccate non succedeva veramente da una vita, no? Ovviamente faceva così, cioè ero così preciso che all'inizio c'era un buffone che era preciso, no? Dicevo, su precisità, la verità, su precisa, così faccio sempre, invece fondamentalmente poi dopo, durante le live mi sono perso i miei tari e ci ho cominciato a fare poco tardi, no? 2, 3 minuti, 5 minuti, non di più però, diciamo la verità, non di più. E va niente, voglio buonasera, ciao alla GIT, a posto e niente, passiamo come al solito, come di consueto, a salutare le case crollate che come ogni lunedì mi scrivono salutami, 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 e non solo, perché c'è sta pure gente che bella mi scrive, devi dire Luigi merda, poi non sa, anzi lo so chi è su, lo so, Lorenzo Canzano, che è veramente una casa caruta a livello proprio di cimmi casolare, cioè, ma perché già la GIT Luigi merda, però tu mi hai fatto capire tu a me perché c'è questo fatto Luigi merda, Luigi merda, non lo so, hai detto addirittura no, digli che è andata a Bologna, non so cazzo sai come scrivi, non lo so, e non capisco, comunque Luigi merda, dopo, secondo la GIT Luigi merda a posto. E poi vabbè, fammi salutare ai soliti, perché oramai sono sempre i stessi, la colonna di Ricina saluto, ma saluto, vabbè, Giacomo Servillo, Luigi Esposito, Emanuele De Biase, Marco Schettino, che spero che non è parente a che la mocio, no, Casa Caruto no, ma Varca Affunnata di Schettino, quello della nave, Salvatore Bianco, Titti De Vizio, grandissimo concettina, Dario Caruso, Lorenzo Canzanciaggi, salutato, Emanuele Corleone, Trisi Pompeo, Angelo Mazzella e Carlo Viesti. Quindi Casa Caruto l'hanno salutata e stiamo a posto. Ora vado a vedere chi sta collegato, i miei amici della chat, Rossana, eccoli qua, girato da pagina a post. Immancabilmente come ogni lunedì Forza Azzurri è sempre prima a commentare. Io non lo so come fa, come vedo il link, secondo me si fionda subito e commenta. Comunque sera Ciro caro, ti voglio bene, grande Forza Azzurri, io veramente ti adoro, veramente la ci metto questa parola in live, la ingegno stasera, la inauguro questa sera. E vabbè, quanto sono riccione, pensare che come si di adoro, sono riccione. E quindi chi c'è sta più? Alessio Iagrossi, Alessio Enigma, salve Cerrone, io sento la mancanza di Rocky, vabbè, Alessio Enigma è fissato con Rocky, veramente, veramente peggio di me. E sì, un po' così però, c'è che poi sono stato abituato buono, perché se è stato un periodo che va la GIT faceva tutti i giorni Rocky, il mese di dicembre ha fatto tutti i giorni, e quindi mo lo vedo, sento poca mancanza di sta fa, dice, ma vuoi che caso mai streaming, perché veramente me l'hai fatto pensare. Poi c'è Gianni Omega Grande, Cane Pazzo, addirittura c'è una novità stasera, Cane Pazzo le rimasto in prima d'ora, chi chissà, subito ha esordito, Cane Pazzo cerco donne senza gonne, chissà adesso, proprio una casa caruta, quella là proprio patentato, si vede subito da quello che scrive, e Casa Caruta, stessis Casa Caruta, se prima che io lo dicessi, già sei uscito Casa Caruta. Nello Scotto, buonasera mister Cerrone, bellissimo mister Cerrone, fa sentire pure diciamo, un allenatore che non sono. E vabbè, Piervito Nuzzo, buonasera Cerrone, lo saluto Piervito che pur mi fa piacere, lo vedo nelle ultime live, ci sta anche lui. Freestyle, sono nuova, voglio vedere una femmina, quindi facciamo le persone educate, ma da qua non diciamo parolacce, dici ma poi io dico anche a me perché mo sono lì che dici più parole, dici, vabbè non solo io, sta proprio a casa caduto come me, comunque forse Azzurretti Cerone e Ghiglione, scusa mi è scappato su Tiaduro così proprio a frocione, effettivamente hai ragione. Qui c'è sta Tony, allora, DJ Tony Romero, ciao Cerrone, grande Tony che invece non leggevo da un po' Tony, a meno che non mai iscritti, no, però mi pare che mi ricordavo un modo in qualche live. Allora, saluto la mia banda di profughi, freestyle, dice, vabbè, sì, saluto la tua banda di profughi, non so chi sono i figli tuoi, se sono, oppure mo c'ho di profughi a casa e non lo so, perché poi si casa a Lampedusa, io non lo so. Comunque la saluto, ciao banda di profughi, perché freestyle è così, vabbè. Forza Azzurri freestyle, ce lo fa pare la vita di tutto quanta live. Ah, sta parlando con freestyle, cioè freestyle, praticamente Forza Azzurri ha video di tutta live che fa variare, ma Forza Azzurri comunque tu, cioè, un po' carità, vita di live, e non lo so, oramai ci sei, quindi si dà fuori da vita, a meno che in da televisione sta facendo con Catacusarelli più che non lo so, però chi si tifo per me, come diceva, Forza Azzurri muove bene, no? Allora quindi mi fa pubblicità, mi sponsorizza, poi effettivamente, quindi io ti dico che è quella, sono sincero, a me me lo puoi dici video da live, quindi poi piratella, caso, ma ci fa capire, stiamo qua, come ci fa capire, allora,
chi è che tutte novità, innamorata della vita 1, finalmente posso, così si chiama, ve lo giuro, innamorata della vita 1, finalmente posso vederti in diretta, baci dalla Sicilia, voglio addirittura dalla Sicilia sono troppo contento quando vedo a qualcuno che non è, diciamo no che non è di Napoli, però quando vedo a qualcuno che è nato paese, chissà come cazzo fanno, poi io penso, cioè, Marimmello, per carità, cioè, come fai a macchiappare in Coppa Live? Cioè, non lo so, sono curioso, no? Fammi capire come a Roma è conosciuta, a Roma è vista, questo sono curioso di capire. Roberto Piccolo, voi Fabbri, grande Roberto, ti saluto. Poi voglio mandare scusate, rispondere a questo mio amico che oggi mi spiegasse Napoli with me, che fosse Domidò, Dormidò, Domignolo, giù conosciuti, no? Faccio raccontare e quindi quanto è incassato che non mi rispondi al CEL che tipo di contratto hai scritto con Sky perché ad capire Domi no? Ma tu non rispondi al telefono ma anche lui quando non mi risponde al telefono ovviamente poi a Roppa diciamo, cioè, ci scriviamo e diciamo ma fammi capire ma come ci fai a scimmi dove mi risposta al telefono ecco ma chi sì ma chi ti riesce lui giustamente poi andiamo avanti e Ismo White per esempio sai ma tu ma che sorta di buscato oggi che si permisi non mi rispondi al telefono ma tu voi dovete sapere questa cosa ne approfitto e la dico qui a tutti su compagni mi do no? Tiene un'abilità a me chiamare o quando sono in ducesso, io mi dovete che non voglio fuori, però ma l'ultima volta che mi ha chiamato, non oggi, ma l'ultima volta è mai rimasto in pare una cosa brutta, dici però veramente, ma chiamate mentre mi stia facendo un bidet, cioè, ma come si può fare? Ma chiamate mentre in la città ancora, probabilmente colgo l'occasione, cioè, ma chiamato mentre stia facendo un bidet, cioè, io non lo so, ma può essere, ma poi mi chiama sempre, voglio, ma sempre quando sto facendo un video, cioè, tiene un'abilità, perché tiene una telecamera in culo che mi vede che sto facendo un video, no? Allora, se sto facendo un video, allora sta cosa, no? Un po' si risponde al telefono, perché siamo dei concetti, allora dico, e chi invece mi chiama sempre quando sto facendo un video. E oggi, dormito, io ti rispondo qui, scusatemi, voi mi state assistendo a questa cosa che sembra una cosa privata, ma io oggi stai facendo un video, in cacchi destra e non potevo rispondere. Quindi dopo ti chiamerò e ti spiegherò tutto. Vabbè, chiusa la parentesi domito, andiamo avanti. E chi c'è sta? Alessio Iagrossi in onore di Roberto Carlino, che fosse una live oggi che non viene citato, Roberto Carli sempre, ogni la, aspetta con me, non è sciami se si sta così Roberto Carlino, scusami. In onore di Roberto Carlino, dice Alessio Iagrossi, verrà eretta in piazza del plebiscito la sua statua, ma io mi immagino veramente o possibili cavallo, oppure un doppio cavallo, Roberto Carlino in una versione cavalleresca non sarebbe male. Questo è un sogno che personalmente io firmerei, se ci fosse una petizione per diciamo, ottenere la statua di Roberto Carlino doppio cavallo a Piazza del Plebiscito, io firmerei, non so voi. Omex Logico, grandissimo Ceruzzo, se mi sbaglio tu ti chiami Ceruzzo, correggimi se sbaglio, che casa Caruto, buonasera Ciro, poi che visto che tu hai visto, prima di non l'ho già letto, ci mi ha ricordato che ti chiamavi Ciro, ti si scudava, ma sono scudato, ragazzi, ma dai, ci fatto che, vabbè, comunque. DJ Tony Romero, una giornata passata appresso a quelle pesti dei professori, grazie alla live, sei simpaticissimo, mi fai ridere un sacco. Ovviamente a me sono contentissimo che tu te la spassi e ti piace la live. E tu, mi dispiace più il fatto che si sta a scuola, mi fa, e mi quando sei a scuola mi è una cosa ancora anziana, che rimane, si vogliono bene ancora a scuola. Io poi non mi scomodo, ho rimosso dalla mia testa, sai, tutta la cosa della scuola. E quindi mi dispiace che si sta a scuola indasato malamente perché poi sono stato tanti anni e lo so. Guarda qua, c'è sta uno, lo dico sempre a Dormito, perché lui c'ha il contatto suo, si chiama Napoli with me, c'è sta uno che si chiama Napoli nel cuore, quindi c'è questa sorta di gemellaggio, questa sera in onore tuo, non c'è capito, in onore tuo, comunque a mare, sì, Forza Azzurri ho cambiato anche nome, in onore, sta parlando, c'è la discussione che poi capita, cambiate poi su, ma ovviamente fanno le discussioni fra di loro, ma io non vi interrompo. Naples, poi saluta a Marco Schettini, c'è saluto da Marco Schettini, si da lista il caso Caruso, forse di se verso all'inizio e quindi l'ho salutato come no, Marco Schettini, ha detto che era forse era parente a Schettini che era navo, quindi ho fatto anche questa cosa qua, me lo ricordo. Simone Membrini, c'ero sì troppo forte, grande Simone, ti voglio bene, anche se da Gigi, anche tu mi sembri no, un nome nuovo, ti mai visto là, no? Perché stasera leggo tutti i nomi nuovi, mi fa piacere, Frank RH Ruggero, buonasera, grande Frank che oggi l'ha pure aggiunto nelle amicizie perché si è liberato un posto che ogni tanto qualcuno mi cancella, mi ingoppa a Facebook, cioè io tengo 5.000 amicizie, no, ma all'improvviso dico 4.990 no, oppure 4.995, per buoni 5-6 case che ho avuto ogni tanto mi cancellano, no?
poi questa però passa anche poco, si mi cancella poi ci sono antipatico, vabbè, comunque quando c'è la possibilità di aggiungere qualcuno io lo aggiungo volentieri. Cane pazzo, fai un saluto all'Anda Gang, non so ci crede, un gruppo sta andando capo, non so, questo cane pazzo, si vede che è pazzo, perché mi fa capire quando scrive, comunque ciao, Da Gang, non faccio così. Sivero Fabio, grande Fabio Sivero, stasera mi ha schiattato un grandissimo pacco di biscotto rigorosamente MD, sempre alta qualità. L'MD, cioè se uno da cheat, se vuoi andare di corpo regolarmente tutti i giorni a un certo orario, tu ci sta bisogno che attacchi tutti i biscotti LMT e puntualmente vai veramente, vai in docessa, che ora vuoi tu, basta che ti mangi due biscotti, due, tre biscotti e vai in docessa. Quindi questo è sempre un consiglio che diamo a tutti gli amici che hanno problemi di stitichezza. Oggi non vorrei saltare commenti, quindi sto andando un po' alla ricerca di qualche commento. Poi se oggi cagate un po' che subito all'inizio, cioè, quindi sto andando di nuovo al punto di prima, solo che la mossa è uscita proprio pazza a barra, che belle buone, che cazzo sull'essa, eccola qua. Niente, voglio, praticamente no, forse devo riavviare, scusa, devo riavviare perché sennò, ecco qua ci sono Sirangio, che siamo ricordi, leggilo Fabri, di a quella casa caduta di mio fratello che con tutti i soldi che si è fatto, un biglietto per andare a trovarlo me lo poteva comprare. Ma immaginate che ma fa forum, ma fa un fa le sfide tra fratelli, fratricide, come si dice fratricide? Cioè, vabbè, cazzo c'è un biglietto a fratelli, non lo so più che si facciamo come si chiama fratello, vabbè. Comunque, Alessio Iagrossi dice inoltre, oltre alla statua di Roberto Carlino ci mettiamo a fianco Barbara Russo e quello no, perché, sì, pure sì, perché poi effettivamente no, quando uno, questo non lo dico io, è una cosa che c'è sempre letta, effettivamente quando ci fai una statua a qualcuno, cioè sembrerebbe una cosa buona, che ci hanno fatto una statua, e nada, però anche ho passato ci cagano i piccioni, no? Quindi fondamentalmente una bella statua di Barbara Russo, tutti i piccioni che ci cagano una coppa, non è che sarebbe proprio una cosa proprio male. E poi mi dispiace, mi commenta stanno in una proprio a cazzarello, cioè io riavvio, però penso che non sto zumbando una cifra, quindi cercherò di leggerli in ordine cronologico. Ah, Roberto Piccolo, bella domanda, mi stava dicendo Roberto. Guardi, è che si ti rispondo molto, perché è una bella domanda. Mi farebbe piacere sentire la tua opinione su Dub Smash, che io spero che si legga veramente Dub Smash, perché io voglio sapere buono, no? Inizia a parlare anche italiano, sicuramente si sa pronunciare questa cosa in inglese. Oh, Dub Smash, avete capito? È quell'applicazione che da un po' di tempo ha invaso Facebook, perché veramente, voglio, ultimamente, a me non coppa che cammi, cioè ogni 2 o 3 ci stanno video su Dub Smash, come cazzo si chiama. E allora cosa ne penso? Allora, effettivamente, da chiarisce la verità, all'inizio, sai, come tutte le cose che invadono, come tutte le cose che sono di moda, a me personalmente sono poco antipatiche, ma come pregiudizio, perché sono poco ma nessun pregiudizio. Però, quando ho cominciato a vedere qualcuno, no, perché poi a un certo punto si vengono a mente le cose che agitavo, fammi ne vedere qualcuno, perché poi mi faccio, non ne posso giudicare una cosa prima di vedere. E l'ho cliccato, no? E c'è da certi molto simpatici, ok? Certi sono simpatici. Certi, boh, sì, per carità, stanno certi che vai di frate ragazze, ma ci sta. Però, sinceramente, no, è una cosa che, come ci fa capire, uno pare, finché uno pare e sta là vicino e su pare, no? È una cosa che cazza alla fine, questo voglio dire. Sicuramente è una cosa che è tranquillo, però è veramente un'invasione, effettivamente. Cioè, però uno, Facebook esiste pure perché fa i video, insomma, quindi, però vabbè, va bene così, passerà secondo me fondamentalmente, almeno spero, no, no, almeno spero no, perché poi alla fine uno è veramente libero di quello che vuole. Comunque penso che è una moda, mo, man mano scemerà, credo. E vabbè, che se parere poi, nello scotto sì, Cerro sei il Ferguson delle case cadute. Ma questo è un complimentone che io veramente ti ringrazio. Nello scotto, questa è una metafora che io veramente conserverò nel cuore, perché mo c'ho case cadute, ma il Ferguson delle case cadute, io sono onorato. Per chi non conoscesse Alex Ferguson, che veramente è stato uno dei più grandi allenatori del mondo, Manchester United, lo dico perché forse magari stavo con prima, non se ne intende, però Alex Ferguson era un grande allenatore e quindi essere diciamo, il Ferguson delle case cadute per me è un top, proprio un top, è come se ci dicesse Maradona e case cadute, quindi io ti ringrazio, veramente.
E Napoli with me, che fosse mi compagno mi, va benissimo Ciccio, sono sempre più felice delle tue collaborazioni nel web, ma non si trattava di una collaborazione oggi perché ha già fatto un video con Vecienze, quindi non era un video, anzi ne approfitto pure per dirvi che oggi stiamo preparando un video, cioè stiamo preparando un video, ecco, non vi voglio dire di più, sapete che mi piace fare sorprese, quindi vabbè. E niente, ecco, voglio magari perché veramente ci stanno. Allora, voglio dire per Svizzera quando ne siamo, che ogni tanto a me sto a capire quando ne siamo in linea, siamo 39, ci stiamo scazziando veramente, però, perché proprio la verità, settimana per settimana siamo in perdita. E vabbè, non fa niente, 40 minuti, fa niente, no. Andiamo, Antonella Lella, Casa Caruta al Cubo. Casa Caruta al Cubo, vista, il famoso stanno con me, però pure è bella, Casa Caruta al Cubo pure è bella. Perché poi il cubo, che dicevo, fondamentalmente la casa è cubica, ci sono delle case che sono a forma di cubo, comunque pure è buona. Arostà, innamorata della vita, un mio amico mi ha mandato alcuni tuoi video, oggi ovviamente posso vederti in diretta, grazie, innamorata, mi fa piacere. Comunque tu puoi vedere sempre, cioè sempre, il lunedì solitamente alle 21:30 stiamo sempre qua sta live. Poi il martedì, giustamente, perché ieri praticamente si scherzi a parte, allora agita poco. Meglio che voglio vedere, già prima lo voglio vedere, e quindi la faccio rimane a live. Però solitamente il lunedì la facciamo. Sebastian Gallo, grandissimo Sebastian Gallo, che se non sbaglio stai in dove? Non volessi fare una figura di merda, se non sbaglio sei proprio tu che stai in Olanda, correggimi se sbaglio, ti saluto. Forza Azzurri, che casa Caruto non è miso titolo della diretta live, un bello titolo, hanno appicciato a macchine solo, mo si è studiato, no, effettivamente io te lo giuro, volevo mettere un titolo a così, tipo, solo spacchi e prede e appicci pure in macchina, però ci stavo noi mettere fino a stava alle Francesco su ma stanco cazzo a me vista la macchina, ecco, quindi alla fine non volevo dare questa importanza mettendo il titolo su questa cosa qua e quindi ha fatto questo titolo perché poi effettivamente un quazzo in cava ci c'è dalle le titolo ecco e quindi lo scrivo proprio così come lo penso allora aspetta un attimo di toccato commento sto cercando i reply più recenti sì sì è vero Carlo Diana dice buonasera cielo ti hanno messo anche su Dub Smash come cazzo si chiama fatto fate retro Satana è vero che io non voglio, mi ha segnalato un video, ero, praticamente se non voglio che faccio su playback, vado retro Satana, ho fatto tipo sketch, vado retro Satana, vado retro, e chi la sì, così, ci capite, non è che paga più non so se avete visto, uno sketch vecchiotto nostro, e infatti, cazzo, mi ha fatto piacere però. Emilia Rigillo, ciao Capezza, Capezza perché sarebbe, Capezza sarebbe Capa, che tenga Capa Rossa, a me lei mi chiama Capa Rossa, come tutti i miei amici diciamo di infanzia, chi tenga Capa Rossa, effettivamente e hanno ragione. Vuoi salutare a Sofì che ti sta guardando? Ah, Sofia, che fosse la figlia di Emilia, che non so se dopo, quando, cioè, già capisce figli se la saluto, dopo io saluto. Ciao Sofia, ciao Sofia. Cioè, penso che capisci, capisci cosa sarà Rena, che la però ovviamente una creatura umana mi può dire ciao Sofia, un po' più dolce, ecco. Dille di andare a dormire pure, cioè, a qua, vado comunque, Sofia, vai a dormire, Sofia, perché è tardi e tua mamma può stare un po' tranquilla, quindi vai a dormire, perché non magari poi ci sei vabbè, comunque ci ho provato. Gianni Omega, quando lo farai il video con la raccolta delle altre pubblicità? Gianni Omega probabilmente pure la settimana scorsa mi ha chiesto questa cosa. Allora ti dirò, io sono una casa Caruso, questo lo sappiamo, e la settimana scorsa dissi che il massimo una settimana l'avrei fatto, e effettivamente non l'ho già fatto, però perlomeno ho già selezionato i video che voglio mettere, quindi già siamo a un passo, diciamo, per un pigro come me è un bello passo, quindi non mi resta che veramente unirli e pubblicarli, quindi credimi, stiamo veramente a giorni e uscirà la terza compilation delle pubblicità, che per chi non lo sapesse è un mix di pubblicità più condivise, quelle più che vi sono piaciute che mettono a papà. Vabbè. Quindi veramente altri 2 o 3 giorni di attesa massimo Gianni e lo metto. Chi se lo già la già domanda qua si fa delle case cadute bellissime rimaste impresse andiamo a vedere aspetta i case IM Channel saluto a quella casa caduta di Frate Mario ciao Mario sei una casa caduta l'ha detto tuo fratello non l'ho detto io non ti offendere Forza Azzurri c'è Roma Pietti Pulu tutto a posto noi faccio e poi si avete ragione Pietti Pulu purtroppo è molto impegnato c'ha delle cose sue non si può muovere non ci stava non ci, è come se non ci fosse ci sta ma è come se non ci fosse quindi però sta bene non vi preoccupate anzi ve lo saluto ma io ogni tanto glielo dico che
lo nominate, poi mi scrivono qualcuno pure a Facebook e mi dice che fino a partita TV, comunque lui sta bene, a posto anche a Facebook, quando ci volete scrivere a lui fa piacere Francesco Vetere, tu trovate un po' a Facebook, quindi Francesco Vetere, se ne avete capito lo ripeto, se occupo, non mangiavo quella chilometà, Francesco Vetere, uno si ricorda, se lo scrivete, ci fa piacere, fondamentalmente, che gli chiedete come sta, come sta a posto. E salva, no, aspetta, ma lo scampama, ecco qua, magari un attimo. Alessio Iagrossi, quest'anno all'Isola dei Famosi ci sarà Rocco Siffredi, nere. Chissà cosa farà con gli altri, ma Roberto Carlini e Barbaros perché non li hanno mandati su un'isola sperduta? Ma Roberto Carlini purtroppo c'è qualcosa su cioè, chi sarà uno dei, cioè non voglio dire, ma chi sarà uno proprio, sarà uno dei capi, mi sa che li capi che non so dire, perché è impossibile, sono veramente 40 anni che si è sempre lo stesso, non invecchia mai, sempre scude. Roberto Carlini ci sta qualcosa sotto, vabbè, però, Barbara Russa è una cessa, lo sappiamo, ma che manco in auge, manco palesi di famosa Barbara Russa Africa, poi c'è la prima più botte che c'ha continuiamo a vedere, più è quella che c'ha prima tutti i giorni, quindi lasciamo stare Barbara Russa e auguriamoci solamente che si ritiri dal mondo della TV a cucinare in più. O addirittura, il tempo residuo 11 minuti, prima non è mai capitato questa cosa, all'improvviso carica a batteria, cioè a batteria 11 minuti, state un attimo a finire la carabina, scusate ma ok, no, io già sono qui, no, non si era collegata pure una spina, credo, che fondamentalmente io metto sempre sotto carica quando sto facendo la live, perché non volessi rimanere come una casa che avevo a Peng, però non ne avevo, se ne era futa la spina. Allora, andiamo a vedere gli altri commenti, andiamo indietro. Allora, ecco qua. Carlo Diana, buonasera, c'ero collegando con cosa ne pensi di Dub Smash? Ti hanno messo anche a te il video Vaderito, ma Magit, quindi non ti rispondo, ma non ho qualcosa che l'ho appena detto. Sta. Ah, cane pazzo, c'è Roma, vanno per la maggiore succhi della Puerto Sol o i Valfrutta? Vabbè sì, io penso che a Puerto Sol, se mi sbaglio, sono quei succhi di frutta che stanno all'MD. Valfrutta, ovviamente, essendo una marca che ha fatto pure pubblicità in televisione, ovviamente all'MD non ci sta. Allora, scusate, voglio se sto saltando qualche commento, ma vagarete, eccolo qua. Marco, la grande Marco Taluto. Ciao Fabrizio, è da tanto che non vedevo la diretta, finalmente stasera t'ha già chiappato, te voglio bene, anche io Marco, ci siamo sentiti poi su Facebook, poi ieri, forse stamattina, non mi ricordo. Sì, vero Fabio, finalmente si è risolto un poco il problema della monnezza, mi savi, e voi volete mettere il stato di Carlina e Barbara su si discime, effettivamente questa è un'osservazione acuta di Fabio, sì, vero che ha le sue ragioni. Scusate un attimo. Frank H. Ruggeri, commenti di 20 minuti fa, comunque forum, secondo me t'ha pigliato per ridere dalla chiesa, ma se poi non sa sicuramente venire a chiesa, ridere dalla chiesa. No, ridere dalla chiesa penso che non so ci manchi, vabbè, questa è una battutaccia che io veramente mi inchino a questa battuta. Io ci sono, Angelo Mazziero, ti ha pure salutato. Chuck Bartoschi, grande Chuck, ti saluto pure a te, ce ne buonasera, benvenuto, sì, ti abbiamo visto e ti salutiamo. Napoli nel cuore, Cerrone saluta quella casa caduta di mia sorella Susi, ciao Susi, e tua grande fan e ama l'MD, ma io allora veramente ti mando anche un grande bacio, che l'MD veramente è nel mio cuore, quindi io chi ama l'MD è come si amasse me, quindi come dicevo, ti amo anche io, quindi quando ci fatto una dichiarazione di amore, vabbè. Andiamo avanti, fatta la munezza Hamlet. Cerco di mangiare buone, no, ma ci metto due budalette con l'insalata, sinceramente poi ci mise 8 kg vicino perché poi è il mio classico, cioè la sera capi questo tipo che gli va al giro, no? Mangio poco di budalette, insalatina e poi mi sfongo con pane, quindi questa è la mia dieta immaginaria, poi ne è chiaro, poi se me ne famo mangiare da cosa, oramai siamo proprio allo sfascio a livello proprio che fa poco rotolo, fra poco faccio diventa un gattone in merda, spero di no. Comunque andiamo avanti. Ma vedere chi ci sta. Oggi proprio su computer non può fare proprio, è proprio una grande casa caduta veramente. Un ex logico, cioè ti sei fatto la foto con mia mamma e mia sorella. Io sono scemo che non ti acchiappo, comunque ti salutano.
ovvero, cioè, non lo so, mi fatto, quando c'è questa cosa mi ha fatto pensare a due, c'era una mamma e una figlia a Pianura, vicino alla Comana di Trencia, che mi faceva fotografie qualche mese fa, non so se sono loro, ma si mi è venuto questa volta perché così sono loro a Cingarrato, non so mai chi come, comunque vabbè, ma ci incontriamo, mi può incontrare a tutti quanti, questo fatto che veramente incontro a tutti quanti, e poi qualcuno mi dice, ma c'era questo fa proprio tutte cose, e dico, non ti preoccupare, tanto ci incontriamo, oh, chi lo vede ci incontriamo, cioè capita, passa un po' di tempo, però veramente ci incontriamo. Quindi, proprio, a me mi incontro tutto qua, non lo so, vero? Vabbè, comunque lo faremo, sicuramente ci faremo una foto. Cane pazzo, Ciro ha sbagliato il nome della gang, mannaggia capoccia tu, ha sbagliato, ma tu mi citi una cosa come cazzo si chiama, una cosa che non sapevo pronunciare, scriviamelo pure. Simone Membrini, Cero, che ne pensi di Strinci? Voglio dire la verità, Lazio-Napoli non me l'ha già visto, vi dico proprio la verità, perché eravamo a fare un pazzo, che poi non abbiamo fatto più, e quindi all'anime di destra, vecchio, ma ci si manca la partita. E quindi non mi sta Strinci, sinceramente. Poi ma volevo vedere Rob, però come hai tu dirmelo, e non sono riuscito a vedere. Oh, dice che è forte, dice che ha guardate buone. E non fa piacere a cazzo, comunque era forte, cioè, era uno che comunque a base, io non l'ho mai visto qua, sinceramente, però ne parlano bene, quindi spero che è roba buona, che sennò veramente già teniamo a chi di scarzone, Micio, Brito, i vari Micio e Britos, quindi gli scarzuggetti non ci mancano. Jacopo Torta, purissima, detto cosa ne pensi di Strinch, vabbè, dai, cioè, allora sta, Salvo Sibillo, grande, salvo, ciao Fabri, saluti dal nominato, che se cavolo è capito se fatto nominato, il nominato, su sta cosa non l'ha già capito, ragazzi, oh, vabbè. Ne pazzo, ci sono i cappari a 50, no, non so se siamo 50, eravamo 40 prima, ma non saremo 50, no, siamo 40, siamo 40. Però è bello che comunque siamo 40 e rimangono 40, nessuno se ne va, oh, quindi c'è una cosa. Meglio pochi, ma buoni e che rimangono, comunque sempre così. Vabbè, come è se logico no, già la Gillette sta cosa, eccola qua, strinci, infatti si chiama adesso, Antonella Lella, Antonella Liarit, che lei che la faticava in la televisione, Antonella Lella, che ti chiama quando ti fa un bidet, sì, mi do, veramente, giuro, non so pazzo, mi chiama quando si faccia un bidet, c'è una, fa schifo, spiega, però come c'è 11, ma, cioè, io guardo il telefono, no, c'è, ma viene proprio a sta casa, cioè, se c'è un uomo su, c'è, ma, c'è proprio chi si fa apposta, che poi mi chiama mentre, c'è una cosa che non mi è mai capitato, veramente, a uno chiama mentre sto facendo un bidet, proprio una cosa proprio inaudita, come, vabbè, ma poi chi si sembra che non vediamo quando sto facendo cazzo, vabbè. Vabbè. Cane, e poi è difficile che sto facendo qualcosa che le hago, cioè non è che io sono super impegnata, che tengo che ho fatto, no? Cioè, comunque ho molto tempo libero e chi ci fa cimo, chi si chiama quando tengo WhatsApp, no, mi chiamo sempre quando sto facendo, vabbè. Cane pazzo, cioè, ma vanno per la maggiore, quando sto vanno per la maggiore, no, già devo rinnovare i commenti, scusatemi. Eccoli qua. Antonio Partenopeo, Ciacero, sono quello che a raduno a Piazza del Plebiscito indossava la maglia del circolo nautico di Torre del Greco e mi dicesti, ma si è venuto Cavarc? Non so se ti ricordi, e comunque continua così. Come no, mi ricordo tanto anche perché mi ricordo fatta la maglia. Sì, ti ringrazio. Comunque, sì. E poi non vedo l'ora, dice di fare una duratura, perché la verità, probabilmente lo dico spesso, però sto aspettando veramente che esce nei giornate proprio più bello, io che fa freddo e io sto facendo un genere e saprei, no, ma proprio, cioè non è che tengo però non è che ce ne sci quando fa freddo, no, per esempio, io non lo so, mi piace sciamatino, come tipo managgia, che mi finisce lo schifo freddo, quindi attendo delle giornate un po' più belle, primavera, così, e facciamo un bello raduno, ci vediamo e pariamo una cosa, no? Quindi non vedo l'ora, però, veramente non vedo l'ora. Oh, Fulmine Giallo, grandissimo Carmine Guarracino, e stasera non hai sbagliato che ti chiama sempre Catapano, a fanculo, Carmine Guarracino, mi sono concentrato. Sebastian Gallo, c'ero nel mio ufficio, ti conoscono tutti, una cosa buona è che siamo due napoletani, però ci sono due iraniani e due olandesi. La sola fatica è tradurre in inglese, ma mosi internazionale, addirittura non ci capissi come fanno, veramente come fate a tradurre a due iraniani e due olandesi che lo che dico, perché è una cosa spettacolare, non lo so, spiegamelo che è una cosa spettacolare. Vabbè, comunque sono contento che mi stai facendo conoscere diciamo, come da in Olanda, vabbè, a poi si fanno il cane, la verità non scemo che parlo, diciamo che si mettono a ridere, anche questo potrebbe essere, vabbè. Comunque, Pier Vito Nuzzo dice, ma prima com'è possibile che è più grosso Casa Carut che è più grosso Casa Carut della Serie A e tenendo fanno calcio Gomez, Marquez, Mertens, Amsic e Dennis, poi Dennis ha segnato penso che secondo me un limite rumenico però ha segnato
vabbè, poi Marquez come è una casa caduta, è un grattacielo caduto, mo so perché gli levava 2 metri, quindi veramente vabbè, Mertens sai quando manca chiave, cam sì che effettivamente e Marquez non sto seguendo il Verona così, però vabbè, chi te 35 anni, poi la giocare proprio su piena così sotto canità e quindi mi dispiace per te. Vabbè, ma fu mercato di riparazione, penso che ci sia un mercato di riparazione, sto facendo proprio come Renzi. Vabbè, comunque, Giovanni Paone, o aggiungo frate, se mi sei sfuggito sotto, Giovanni Paone, mo ti ribecco, aspetta che ti ribecco, ciao bello, buonasera, da parecchio che non seguivo, sempre effervescente e naturale, oh, bellissimo, effervescente e naturale, infatti io dicevo sempre, a pianuto, mi ricordo, dicevo questa cosa sempre effervescente e naturale, e vabbè, Sebastian Gallagio, scusate, mi voglio far recuperare qualche commento che ho saltato, veramente voglio, ma da che non lo faccio apposta, è proprio un fatto che purtroppo su Retil non passo perché poi non c'ho il mouse, io vado con Retil, no, a premere e non è sempre comodissima come cosa. Simone Saggese, a quando una tua recensione sui prodotti dell'acqua raggia Casato, ma guarda, Casato è uno dei prodotti che io preferisco dell'MD perché, cioè, ma da credere, guarda, veramente io scherzo, no, ma io non mi cioè, Coca-Cola Casato non mi cazzo mai, perché io ancora già capisco una cosa, cioè c'è sta Casato e poi c'è sta Casera, allora mo è nata prima la Casato o la Casera, cioè, uno parla, no? Uno dice ma è nato prima l'uovo o la gallina, no? Il problema è nato prima la Casato o la Casera, cioè quale è il pezzotto, capi? Qual è il pezzotto? Allora voglio capire che la Casato e la Casera sono tutte e due un pezzotto la Coca-Cola e ci siamo, vabbè, la Pepsi, però quale o pazzotto, ro pazzotto? Perché allora è nata, perché voglio, è un dubbio che io qualcuno tedesco mi fa, ma già prima a Google, quale è nata prima? Se la casera o la casato? Perché voglio, cioè, o pazzotto o pazzotto, solo che potremmo fare. Cioè, non è che in da Coca Stato, cioè, ma manca in Italia, secondo me, cioè, è una cosa napolitana, secondo me. È tutta napoletana, voglio, sono 2 aziende napoletane, poi non lo so, molto però, perché non lo so. Però voglio, secondo me solo noi era magari o qualche cinese, perché noi cinesi siamo i più grandi pezzottari del mondo, però voglio pezzotto non si era mai visto, voglio casato o casera, voglio ai posteri la soluzione, no, vai a roba, capito? Cioè, la roba live va capire perché è una cosa stupenda, sta, vabbè, comunque, e poi c'è sta, poi posso, scusami, ma e poi ho scoperto che il tè casato, cioè io non sapevo, pensavo che la casato si era limitata a produrre la Coca-Cola, che sarà proprio CES, no? Sarà proprio l'acqua dolce, però il tè addirittura non era sapussa, e vedete che noi non facevamo pare, proprio un raduno se mi sbaglio, ma io ho detto una tè casato, cioè io mi sorprendevo, dice, guarda, questa azienda addirittura il tè, addirittura ci sarà in il tè, io sto pensando veramente a pisciazze, voglio dire, perché non lo so, voglio te 30 centesimi, ma che ci può mettere su te 30 centesimi? L'acqua liquida, capito? L'acqua rumare liquida, non lo so, vabbè, comunque la casata è un qualcosa di spettacolare. Pietro Oad, che parlando di MD, ti va a leggere i commenti di Pietro Pirozzi, che Pietro Pirozzi è uno che ieri mi manda una fotografia in un e l'MD che si chiamava Sorsetto, poi io giuro, per aprire, Sorsetto, cioè come si può fare? Cioè l'MD tiene pure la fantasia di nome, cioè mo fa chiamare un vino Sorsetto, cioè ma proprio anche che punta la simpatia, o non fi simpaticone, o non fa dall'MD Sorsetto, cioè solo Pietro Pirozzi scava sti prodotti che io non ho mai visto nell'MD, è veramente distruttivo. Comunque dice, scusami Pietro, faccio questa parentesi, buonasera a tutti, perdonate il ritardo, vi stavo facendo un sorsetto e immagino imbriacato, giorno a dica un lerletto che lui è scritto, già sapevo che si parlava di sorsetto, ma io mi grida, ma stavo pisciando sotto, quando mi mandate la fotografia, ma stavo pisciando sotto, che poi scavo tutto quanto tu, sorsetto, mi hai creduto, non l'ero mai visto, sorsetto è insuperabile, tu giuro, mi rimane aziendale e mi piace se ci sta, a se ci sta su sorsetto, perché è una cosa è rimasta impressa, vabbè. Comunque, Gennaro Tanzillo, Fabri, puoi salutare Gennaro Antonio e Roberto Carlino. Ovviamente saluto prima Roberto Carlino per rispetto e poi Gennaro e Antonio. Forza Azzurri, Casa Caruto tiene parecchi significati. Tipo, quando chiamano compagni tuoi e non può scendere perché si fa sera, è una grandissima casa caduta. Oppure vedi i video di Cerrone, fa una spiegazione sulle case cadute. Effettivamente
ho spiegato più volte, diciamo, ho cercato di come Renzi, ma proprio mi ha pigliato proprio la capa a me Renzi. E comunque effettivamente ho fatto tanti video dove spiego un po' le dinamiche e i tipi di case cadute che ci sono, ma ne farò anche altri perché veramente le case cadute poi sono infinite. Come capita tutto quanto a me, veramente mi capitano tutti i casi cadute, i casi di case cadute in vita mi capitano quasi tutti i giorni. Antonella Lella e comunque Barbara D'Urso pare che si è fidanzata con una casa caduta più giovane, ma che le vabbè, tutta noi, però si fidanza sempre con le persone più giovani, perché essendo una vecchia, ovviamente, dice, vabbè, poi non fa manca male, mo c'ho che le vecchie, ma io, cazzo mi fotte a me, ma ne ci avrei bene, quindi si sceglie la carne fresca. E... Im Channel dice c'era ma un bel raduno quando lo fai, ma penso che ho risposto 2 minuti fa. Antonella Lella ci sta una merenda dell'MD simile al Kinder Pinguì che è troppo buona. Addirittura faccio sapere come si chiama perché noi siamo molto interessati alle nuove ai pazzotti dell'MD. Simone Membrini, nata voto, c'ero che ne pensi di già va risposto. Roberto Piccolo, Fabri, secondo te domenica scorsa era Higuain che ha bucato le mani al portiere della Lazio o era il portiere ad avere i guanti e l'MD? Questa è bellissima, questa è stata bella. Chi lo portiere è una casa caduta, ovviamente, per poi finale. Ma veramente i guanti e l'MD, cioè, sai, se l'MD si mette a prendere pure la roba calcistica, lascio immaginare i guanti e l'MD saranno quando veramente 2 o 3 parate e si sfondano praticamente, quindi non gli converrebbe all'MD di vendere queste cose qua. Cacchio, già la Gillette, quindi ha già rinnovato pochi commenti. Aspettate un attimo, c'è un minuto. Manu Manu, c'è 1 minuto e mezzo di ritardo. Io direi di mettere 1 minuto e mezzo indietro la live, così la vediamo. La vediamo, aspetta, la vediamo in live. Effettivamente sì, porterà un po' di ritardo, però vabbè, perché Simone Saggi, sa quando qua, Rossi è gennaio stesso come ha già rinnovato. Scusate un attimo, devo rinnovare. Allora, IM Channel, ce l'ha detto mio fratello che devi fare un raduno nel parcheggio dell'MD. Ma no, ma io voglio fare proprio pintare l'MD. Cioè, ma mamma fa, ma glielo avevo permesso a qualche MD e la fa poi, già lo dissi, ma fa proprio un tour nei migliori MD, un Cerron tour nei migliori MD. Allora, Piervito Nuzzo, Casato non c'è, quindi Alessa essere la Umaro, Alessa essere la Casato o Pezzotto Pezzotto. Come Casato non c'è, quindi ai snaggi capito Piervito, non ho capito cosa hai scritto. Vabbè. Alessio Enigma, ma non li vedi i miei commenti. Cerone mi è saltata la corrente e mi puoi risalutare. Ciao Alessio, ti saluto. Sento la mancanza di Rocky. Tu già come hai già detto prima commenti, fatti Rocky, proprio all'inizio proprio. Il seno di Nina Moric, l'hai visto? Sì, l'ho già vista ieri. L'ho visto. Penso che non so, la penso l'hanno visto parecchie. Pier Vito Nuzzo, un loco, Pier Vito Nuzzo dà delle informazioni sulla casera, è un marchio spagnolo fondato nel 1400, nel 1949. La casera è un marchio spagnolo, figure in mezzo, non sa che era di Napoli. E allora, raga, che l'ha casato e ha fatto pezzone. Eh sì, allora mo andremo a vedere se non può fare questa ricerca, mi fa piacere perché sia Casera è un marchio spagnolo ed è stato fondato nel 1949, probabilmente sarà Casato che è a copiare, ma indaghiamo su questa cosa. Però le tesi stanno avvalorando che la Casato veramente è una casa caruta, cioè sa copiata la Casero, veramente. Questo è interessante, è un'indagine che vedi poi nasce spontaneamente qui nella live ed è bello saperlo. Su Cosmo c'ho fonte di Wikipedia, dice uno. Vabbè, comunque un sorso di Simone Saggi si dice un sorso di dato se sei perteso a Ciro, ma no, a te a Ciro comunque a prescindere, non so se, cioè un sorso di casato no, ma si dà come già avevo 2 o 3 bottiglie in settimana, penso che qualche sintomo vicino la vista avere. Comunque andiamo un po' indietro perché Suzzuman non può fare nei commenti, ma c'è morta fama. Chuck Bartoschi Fabri super giù, tutto attaccato super giù. Quando esce il nuovo video, allora ragazzi, se tutto va bene, e riusciamo a fare un'altra ripresa, perché poi sono 2 riprese. Vado non voglio dire stronzate, ma forse probabilmente la settimana prossima, alla fine della settimana prossima, potrebbe già uscire questo video. Però tutto dipende dalla seconda ripresa, che non è facile perché a me aveva disponibilità e di uno dei compagni amica hanno pochi problemi e quindi se riusciamo a fare questa ripresa la settimana prossima lo riusciamo a pubblicare, spero di sì. Giovanni Paone, no, no, questo già c'è Giovanni Paone.
su per giù, chissà, Gillette, Antonella Lella, questa è una domanda che già mi hanno fatto una volta, e questo è un sogno, cioè, che, che ne pensi dell'MD, che se, diciamo, c'è scritto poco manca gli auto, però ho capito, cioè, che ne pensi dell'MD fosse il nuovo sponsor del Napoli, che sogno, guarda, che sogno, ma non avevo letto sogno, ma guarda, io veramente fosse un sogno, cioè, l'MD, no, cioè, immagina la maglia di un Napoli con la scritta giallo MD, cioè, veramente, guarda, mai staccato, in aria la maglia di un Napoli, la prima volta che esce e mi sta la maglia di un Napoli, perché cioè, l'MD, la maglia di un Napoli, cioè, proprio i miei amori proprio schiaffati addosso, quindi veramente, guarda, non lo so, ma è un freddo in gola a pensare, oh, andiamo avanti perché se mi emoziono, sai che uno già ha letto, scusami, io sono convinto che chi già l'ha letto, ma effettivamente già l'ho letto, poi, ecco qua, rinnova, andiamo a vedere. Scusate, quando rinnova, cioè, aspetta un attimo che si carica, ecco qua. Altri come c'è, FIFA Gamers 24, cioè qualche volta ci chiama a fare una spesa, sì, infatti è bello perché poi è bello sta cosa, che di solito qualcuno diceva, poi c'è a piano caffè, invece a me mi potete anche dire, oh, poi facciamo a fare una spesa insieme, ecco, sarebbe pure più, che sembra un caffè, invece diciamo a fare una bella spesa dall'MD e chiacchieriamo. L'MD dovrebbe anche fare, non so, questa è un'idea, dei ristori, cioè, tipo un tavolino, cioè un bar, tipo un bar dell'MD, immagino, il caffè l'MD, sai come successo, perché chi lo caffè carisma, che veramente, tu sai che l'hanno chiamato carisma, che successo, cioè chiamatelo cesso, chiamatelo cesso, allora sappi, lo cesso, si sono pigliato un video, ci hanno chiamato carisma, che è un fenomeno, vabbè, comunque andiamo. Raffaele Pazzo, grande Raffaele, Rocco Siffredi sull'isola aprirà le luci di cocco senza le mani, oh Raffaele, veramente, oggi ha scritto una scusata dopo Rocco Siffredi, però in dei pensieri amici, stavo pure stufa, volevo pure scrivere qualcosa tipo fatto che ha detto, dite una mazza, faceva tipo cose che diceva, dite mo per stare più cocco, che mi hai letto in due pensieri, Raffaele, ovviamente essendo due case cadute ci si intende, no? C'è telepatia e vabbè. Forza Azzurri, c'era ma maggio pigliate una macchina, meglio a Y9 o a C3 o a Swift, frate, a me mi piace, uno che ha la concessione, a cazzo ne sa, a buca tengo la bicicletta, non capisco un cazzo di macchine, non ho mai capito nulla di macchine, quindi non ti posso rispondere a questa domanda, ricada. Alessio Chiagrossi, lo scherzo a Paolo Ruffini è stato troppo divertente, sì, l'ha già visto, voglio. Sì, no, è stato divertente, no? Perché immagini, però non so, ci voglio visto fatto un personale, no? Ma non so, quando mi che scherzo, no? Non so perché, o perché l'ha già fatto pure io, poi, cioè, ma pare sempre che, e quando dico a chi si ca, no? Ma pare sempre che è finta, non lo so perché, non mi chiedete, però penso sempre che sono finta, no? Quando ha visto che chi c'ha detto che è uno scherzo, l'ha visto troppo strana, faceva Paolo Ruffini. Allora non so, penso sempre che chi sono tutto preparato, fanno le cose preparate, non lo so, tengo questo pregiudizio così, un po' passivo. Beh, è una cosa mia. Comunque lo scherzo è bello, mi è piaciuto, è stato un bello scherzo. Angelo Mazzilla, ieri sono passato fuori all'MD, sono entrato e ho combattuto per la patria e ho comprato biscotti e cioccolata, erano tipo battiscopa, la cioccolata, ma credo per far scendere mi ha avuto un litro e l'acqua raggia, effettivamente i biscotti LMD sono molto duri da digerire e veramente più che l'acqua raggia, veramente c'ho 5 euro di benzina senza piombo, ma tutti in nanotuzzo per cercare di poi alleggerirli, però effettivamente poi subito va in processo, questo già l'abbiamo detto e lo sapete. Sta. Questo giustamente dice, no, se c'è una cosa che mi piaceva, la giovezza. Vabbè, Vincenzo Neapolis, Dub Smash, qua conquisterà il mondo, ma serie. Antonella Lella è buono un caffè carisma solubile a ginseng, non è tanto una casa caduta, no, io già lo dissi, ma a parte scherzi, è capitato qualche volta che io mo c'ho a casa caduta, no, ha giocato a carisma, lo ammetto, io lo dichiaro qui davanti, ma perché? Perché poi sembra un buco cazzo, l'MD lo tengo proprio di fronte a casa mia, allora se poi va a tu caffè, dice mia, allora sai, bruciamo un buco cazzo e scendere a tu caffè, e quindi ricapo all'MD. All'MD ovviamente solamente su cazzo di carisma, all'inizio, quando tu sei abituato a bere tipo il Kimbo oppure il Cos'è, a casa mi dicevo io, Kimbo e Cos'è più o meno, allora passare poi al carisma, allora trovi una cosa che diciamo, all'inizio era poco strano, però a dire la verità, solo all'inizio, poi dopo quando ha cominciato a bere un po' di più, no? A quarto, quinto caffè,
t'abitui, e a me per parte a me mi sono abituato, allora sai, a casa mia no, madonna, su caffè che schifo, no, ma a me passa ancora, pure se uno che ci piace un caffè, però dice, boh, mi sono abituato pure a bere su cazzi cari, ma non è che era proprio un cesso, siamo, a parte che veramente non era, ma però a casa mi sono fissato, senza vivere cose, vabbè, vivo cose. Però per me io sono uno che all'MD potrebbe vivere di MD, ecco, anche del caffè dell'MD, lo posso dire. Vabbè. Simone Artillo, buonasera, se poi salutami, ciao Simone, come no, e figuriamoci, allora Napoli nel cuore, ma poi Francesco Sul ha tenuto l'assicurazione sul tangente, non lo so, ce l'ha già domandato, e non può mi piace, non perché lo commenta, ma dice, ma la domanda era anche un po' seria, nel senso che si può tenere l'assicurazione sul incendio, ma poi essere una arena, non è che mi va a rispondere, però se ce l'aveva magari è meglio, no? Si è parato un poco, vabbè. Comunque, Gianni Omega dice: Senz'altro la casera in Spagna sarà molto famosa per fu pezzotto. Effettivamente sì, no, ma non è che poi diciamo per forza noi abbiamo fatto pezzotto la cosa a loro, però 1949, oddio, a meno che la casa non è nata prima del 1949, allora, magari voglio, a indagare, no. E vabbè. Jacopo Torta dice: ma Barbara D'Urso non viene mai una paresi facciale a furia di ridere? Ma io spero che cioè, vabbè, comunque, Forza Rosta, Simone Artillo Gialaggio. Ah, Marco Piva, c'era un saluto da Torre Annunziata. Sì, o meglio, tu oggi bene, grande Marco da Torre Annunziata. Allora, Napoli nel cuore, c'era il prossimo raduno, facciamo all'MD con Roberto Callini e Barbara D'Urso, sai come pare. Sì, voglio. Eh sì, effettivamente sì. Forza Azzurri, Cerotti, mai mangiati scatulelle, tunne e l'MD? Sì, ti ricordi, le scatulelle, tunne e l'MD sono diciamo, parte integrante della mia alimentazione, perché ogni tanto a pasto con tunne noi abbiamo scatulette l'MD, che si chiama tonno Poseidon, mi ricordo, è proprio la marca Poseidon, che non è male, non è male. Vabbè, qualcuno ha chiamato sta cioè, ancora c'è morire, ancora non è mai successo niente, non c'è va sempre regolarmi, quindi continuerò diciamo, a fornirmi di scatolette dell'MD. Sta, Vincenzo Napales, c'era l'MD e sembra casa mia, ecco, sì, ma è anche la mia vita, è anche la mia vita, l'MD, questo lo sapete. Ciro Formisano, buonasera Ciro, grande Ciro. Sta. Aspetta, no, voglio leggere occhio un coppo perché ma oggi purtroppo qua oggi tengo un urdillo infame. Ah, ecco qua. Frank RH, ma io poi voglio farti una domanda seria. Come è iniziato tutto sto fatto di Roberto Carlini? Questa è pure una bella domanda, perché effettivamente sono mesi che si parla di Roberto Carlini, e effettivamente chi non ha seguito non ha capito perché. Vabbè, questa è una bella domanda e ti rispondo. In pratica, è iniziato con questa cosa delle pubblicità, stu fatto dei video di pubblicità. Praticamente un compagno mio mi hanno video, cioè mi hanno video di Roberto Carlini, che per la pubblicità che sono 30 anni che fa, certo, no, Fabri, mi ha fatto piacere, mi ha fatto sta pubblicità un po' su Roberto Carlini, che io non lo supporto più, ed effettivamente pure io non lo supportavo più, e dice, boh, facete uno più, dice, non la faccio. E io non so se vi ricordate, facete una pubblicità un po' a Roberto Carlini, però è vecchiotta, tipo la facetta a luglio, agosto, ma con quel giorno l'ha già ripubblicata, come ho fatto, cioè, già ripubblicato una pubblicità che feci, tipo, a settembre, ad agosto, non mi ricordo. Comunque Roberto Carlini, la storia di Roberto Carlini è iniziata con la pubblicità di Roberto Carlino che ha già fatto un video della pubblicità, ecco. E poi da lì è che è nato questo tormento che poi Roberto Carlino è nella casa Caruto, poi veramente lo è, quindi ci sta bene. Allora sta. Eccolo qua. Aspetta, Sirangio ha detto Fabri, hai in mente di fare un nuovo video di interviste ai napoletani? Ogni tanto penso, Sir, ti chiamerò Sir, tu così ti chiami, Sirangio, sì, ogni tanto penso, però sinceramente sono più diciamo, sono affascinato di cose, non è che so proprio voglio fare l'intervista, non è che e poi mi piacerebbe farlo, che comunque sei messa a via, passo tempo, ti diverte, però non è proprio una delle cose primarie che sto pensando di fare. Però sicuramente poi io non chiudo mai, cioè nel senso che non ne faccio più un'intervista, poi New York per carità, mi piacerebbe rifarne qualcuna. Ehm,
Sì, sì, su Sacci, FIFA Game, stai tipo se ce lo ti hanno messo anche su Dub, esce il video, fate ritrosate, sì, lo so, l'ha detto pure prima. Niente, rinnovo i commenti, voglio, mi spiace, ma qua ipotesi insomma perché non mi fai a rete vabbè. Alessio, una sola cosa conta nella vita era roba LMD, vabbè, oramai l'MD è proprio nel nostro, vedo che anche voi siete stati proprio, c'è sta questa febbre, mi fa piacere perché veramente sta facendo una busca di soldi all'MD in bocca a chi destra vecchia, veramente un giorno spero che si ricordi di me che sto facendo tutta questa pubblicità gratuita, ma mi era una cosa di soldi così, per tutte le cose che ho detto dell'MD. Ehm, Gianni Omega, scrivendo Casado Cola su Google esce il video, il tuo video Fabri tra i primi risultati. Io era che facevo un video in Coppa Casado Cola tempo fa, prima parrucca rossa, mi ricordo, effettivamente è vero. Wow, vinciamo Nico, su 34 spettatori su Papa Casa Caruto, ma serio, io eravamo 40, poi siamo diventati 34, ma ci sta poca fassa, ormai su 9 anni, no, anni no, per un annetto che stiamo facendo la live, ma siamo sempre pochi. C'è stato qualche picco in estate di 80-90 persone, però più di quello non c'è stato, vabbè, comunque. C'è Ciro Formisano, allora Ciro devi fare un raduno, sta già portando panino napolitana cavolo, no, tu chiamo pare da cavo, siamo porta, poi è freddo, io panino napolitana si mangia freddo, che la volta veramente fu kill che mu facetti fuoco, ma solitamente si mangia freddo, è anche più buono, perché poi è più gustoso. Um, allora, Simone Membrini, c'ero quando il prossimo video c'è la GIT prima, Simo, veramente spero di presto, spero presto. Mo stiamo preparando, per carità, sto preparando. Non voglio mai dire quando, perché non lo so, perché poi veramente capito con le cazzo, i video non sono belli e facili facili, nel senso che se ti riferisci a quelli là che facciamo un po' più elaborati, no? No, quelli di pubblicità, uno si mette là più o meno riesce a fare una un'oretta, una mezz'ora, però mo stiamo preparando un video che più o meno ma io penso, boh, al massimo forse la settimana prossima, alla fine della settimana prossima, a esserci. Pietro Pirozzi, boh, c'ero prima che che tu, ma per me Nut Cao e Choconat sono proprio top l'MD, sì, è vero. Sbilanciandomi pure di più del sorsetto, perdonami per il sbilanciandomi, perché ovviamente Pietro Pirozzi ogni tanto escono delle parole così, ma voi ben sapete che ogni tanto pure a me mi esce che la parola in italiano, quindi mi scuso con voi perché sapete, no, che sono a casa caruta e parlo napoletano, però ogni tanto anche Pietro Pirotti si scusa con me perché giustamente sbilanciandomi con una parola potresti rimanere un attimo scioccato. Beh, effettivamente un po' sono rimasto scioccato quando ho letto, sbilanciandomi, però non sei perdonato. Come mi escono a me parole in italiano, ti possono uscire anche a te, Pietro, quindi sei perdonatissimo. Comunque, per quanto riguarda Nut Cao, non ci so rispondere perché credo di non aver mai assaggiato la Nut Cao, credo, perché può essere pure. Invece Choconat ci ha girato male, vedere la Choconat e che non è proprio male. Oddio, Nutella è una cosa, Nutella purtroppo è buono, no, purtroppo fortuna è buona, però a Choconat non è male. Dice la Choconat si lascia a mesi i chili cornet, no? Non dell'MD, perché i cornetti dell'MD, se tu fai con cucchiello un coppo cornetto, no? Per esempio, così, cioè, si sgarrupano, cioè, mentre fai con cucchiello un coppo cornetto, cioè, si sgretolano, capite? Scusami tu per le immagini si sgretolano, però proprio si srombano, non si può fare. Quindi cornetto l'hai staccato con Ad, che sono un attimo meglio, oppure i cattina cocco panette di cose che sono, cioè, che tu non è che si sfondano, capito? Tu mentre stai facendo quella, prima mattina cioè dopo il nervosi a cornetto e si sfonda, sai, cioè, che specie, a mo ma accatto cornetto in cioè cornetto da Conad e come si chiama, Ciocconat all'MT. E poi dopo aiuto, dobbiamo fare dei mix, non è che potremmo pretendere di nutrirci soltanto di roba dell'MT, lo dico io, mo c'ho, cioè, caso mo c'ho, sono un grandissimo, quasi direttore, ma non si può sempre andare avanti, non si vive un MD, voglio, è per la città così, poeticamente, ma è vero. Quindi con MD potremmo fare certi mix. Allora, andiamo avanti. Lo sta. Lo sta. Nello Scotto, spuntino perfetto, panino napoletano caldo e casato con la ghiacciata. Ci immaginavo la scena proprio fuori mare. Questo panino napoletano e la casato con la ghiacciata, cioè veramente il top del top. Man, sta diventando scemo come me, non sto facendo caso a sta cosa, per una parte sono contento, per una parte mi dispiace per le vostre famiglie, però non sto a mischiare proprio sta scimità proprio.
Rami, comunque, vabbè, mi fa piacere. Chissà dove si chiama, ti giuro, voglio, H diarrea, chi si chiama, cioè, avrà sentito tutto questo discorso che stiamo facendo alle 9:30 sull'MD e quindi sai, sempre andato stomaco H diarrea, l'ha già perso pure che ha scritto, forza Azzurri pure ha scritto bella H diarrea, perché effettivamente l'ha letto anche lui. A Napoli nel cuore dice cornette fanno più schifo la pizza, effettivamente si riferisce ai cornetti dell'MD, credo. Ah, ma pizza e l'MD voglio veramente ci vorrebbe cioè, ci vuole cioè io veramente, in anni e anni di MD non ha mai visto nessuno che è uscito con una cioè alla cassa che è uscito con una pizza e l'MD, cioè là alzo le mani, là pure i più grandi esperti di MD come me, i più grandi clienti non si sono mai permessi di accattare una pizza e l'MD, perché veramente già si dà a Conad e già fa schifo, la pizza sul gelato fa schifo per antonomasia, figuriamoci se la pigli pure dall'MD, cioè vuoi morire, allora vabbè, dicevo io voglio suicidare, voglio morire, voglio fare una cosa, voglio fare un trapianto di stomaco, allora te la mangi, però se sei una persona che comunque ha ancora voglia di vivere, di godersi la vita, non sa una pizza e l'MD, siamo al top proprio, allora siamo al limite. Allora, Salvatore Romano, c'era casa caduta, non mi hai letto nemmeno una volta, eccolo qua, ma Salvatore, all'anime di essere, io sono convinto che con me due vanno a finire all'email, perché è un classico tuo, vabbè comunque, Tagimanna, a Roberto Gallina ha già capito, comunque il video con i Margotti è pronto, già me la settimana scorsa già non è, devono solo pubblicare, sai che lo sa, da quel giorno c'era un presepizio di fumare, sì, effettivamente, no, vizio di fumare non lo prenderò mai più, spero, ma comunque farò il possibile. Allora, indacchi lui che ha fatto con i Margotti come fumare una sigaretta, quasi qua, che ma fa sta scena con la sigaretta, comunque 3 euro, una volta, 3 euro, comunque una sigaretta, un schifo enorme, perché poi sono anni che non fumo le sigarette, e se facesse proprio, sai, non so più, mi mangia gomma, mi mette la sciacquerina, mo ci mi mangia qualcosa di MD, ma il sapore non passava. Vabbè. Aspetta, voglio andare indietro perché su Zumban veramente commenti a go. Ah, Alessio, no, vabbè, voglio troppi commenti stasera, veramente vanno così, mi dovete perdonare. Mi dovete perdonare. C'è Roma, ci fatta la mano, ho fatto la macchina Angeletta, proprio leggo quelli che riesco a leggere, non mi dici niente, non è così, stasera è così. Napoli Udini, quest'anno molti dolciumi pezzotti delle medie sono stati protagonisti di ricche calze della Befana. Sì, effettivamente credo che parecchi si sono forniti all'MD per fare le cazzette della Befana, quindi lascio, ma secondo me è tutta una tecnica, perché per esempio tutto l'MD, secondo me, è anche diciamo, sta anche a società con chi vende la carta igienica, perché guardate questa è un'idea, che ovviamente essendo che i prodotti dell'MD fanno in cesso, andando più nel cesso, la gente sa che più carta igienica e quindi secondo me c'è sta una sorta di società di nascosta dell'MD che sta così per utilizzare la carta igienica. Questa è una mia teoria, poi lascia pure, può essere pure assurdo, però secondo me questa è una mia teoria. Vabbè, Simone Saggi, se birra Wangelbrau, che sa, conosco perché sono più di birra della piccerella che vende l'MD, voglio mai che lo fanno schifo, veramente. A me piace la birra, proprio piace la birra, ma ne volevo sempre la Peroni, però che la birra là, avrete, sai, una volta avrete due pacchetti, poi c'è un pacchetto, e c'è 6 birre piccoline, si chiamano Wangenbraum, cazzo, si chiamano. Allora poi su che cazzo, perché sono piccolini, allora sai, tu magari quando pigli la birra rossa, no, a cazzo, sta vivo, e poi ti rimane sempre un poco, perché tu dici, ma ce la fa stare, allora invece, tu invece questa birra qua c'ha la giusta dimensione, che tu dici, poi che stavo, ma avevo proprio tranquillamente, come fosse un bicchiere, un po' di più di un bicchiere normale di birra, però è buono pure, non è proprio schifo, però fanno proprio male, cioè, tu dici, ma poi ragazzi, la birra fanno male, no, ma c'è sta maleca e maleca, cioè è bello che tu maleca per la birra, che tu sei un po', no, un po' ubriaco, un po' allegro, no, se ti piace, che la capata, no? Però questo invece la birra che vale l'MD, a meno che sta cagando alla musica, fanno i propri male capo, cioè io qualche volta mi ha detto, guarda, voglio svodichi, no, me cattai, no, che tengo la bascia a 2000 l'MD, e poi mi accattano una Peroni, comunque ci fanno una camminarella, no? Proprio dice io, poi dice proprio che cioè, io veramente sta per recensione con i prodotti dell'MD perché veramente lo faccio con cuore, vuol dire proprio con cuore. E birre dell'MD si possono vivere. Comunque, appena verde, certo, sta citando anche certo, volevo scrivere un commento, ma mi ha già avuto a fare un contatto YouTube, è vero, perché se non tiene un contatto YouTube non può commentare.
ma già avuto a creare un canale che non so manco quello che managgia fa, ma te fa niente, fai commenti con la live me. Comunque ha avuto a cagnare tutto il passo, ci ha messo mezz'ora e mi ha aiutato che la tu volevo scrivere, questo è pure vero. Oltretutto stai ancora parlando, tu non ti hai fermato in un momento, ma allora si proprio una casa caduta, vabbè, tu scusa, ma tenevo dubbi che non era una casa caduta, non lo so. Vabbè, comunque ce l'hai fatta, a me mo ti create un bello contatto YouTube, puoi scrivere male parole a qualcuno, quando ti piacciono i video invece fai complimenti, commenti la live il lunedì, quindi non è mai tutto è sempre buono che tu l'abbia fatto. Vabbè, comunque, voglio mannaggia, mi dispiace che ha già un commento, non è proprio da me, voi lo sapete che non è da me, sono vari commenti, ma così stasera è andata così perché tutto, vabbè. Comunque c'era Napoli mi scrive Certo è altissimo livello, Certo è veramente quasi quasi un cagno cognome, a posto di Cerone mi chiamerò Certo perché mi darà anche un senso di francesismo, che è Certo, cioè come uno che avevo tipo un artista, sai, Certo, cioè chi che fa i quadri, Certo, per esempio, no? Mi vedo un po', vabbè, nel senso, Forza Azzurri, si schifa a Coccrum e tu, Luanans, una grande pizza LMD e ti passa paura, è vero, questo potrebbe essere un metodo diciamo, di uccisione di una persona, capisci? Mo a chi si sta vaccini proprio a cacarella e quindi offro una pizza LMD e non è, vedi che l'MD può sempre servire per secondi fini. Forza Azzurri, grazie cielo per questa oretta di live, sempre pagante, grazie a te Forza Azzurri e a tutti quanti voi voglio che cavo filate ma sentì a me l'unri pure se si mi treno comunque è un grande piacere perché veramente lo faccio con piacere, anzi vi botto che l'Urbana Live perché veramente è sempre una bella cosa. Io difficilmente voglio, non la farò perché è proprio una cosa bella. La live è bella. Vabbè, comunque si sono fatte le 22:31 e quindi noi abbiamo finito. E niente, voglio, come al solito io vi ringrazio, ma già l'ho fatto 2 secondi fa. E voglio salutare veramente sempre e comunque tutti quelli che saranno live dopo in differita perché veramente ne sono di più di noi, che siamo 30-40 e mi fa piacere che sta avere. E niente, voglio, effettivamente mi pare che scherzi a parte sia finito perché io stai facendo l'unri, quindi l'unri pure mo voglio vedere scherzi a parte, preferisco spostare la live, ma non lo so se era l'ultima puntata scherzi a parte, se non mi sbaglio sì, quindi orientativamente 90% ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 9:30, si succede con Caducaz, invece la facciamo martedì, quindi però credo che magari sono scherzi a parte e che stai quando io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e ci vedremo, vabbè, ci vedremo qua a Facebook, della stampa, toccata a strusatella si farà e niente che sia. Un bacione e buona serata, ciao aiuto.